Sono arrivati da tutta Europa i 40 equipaggi a bordo delle loro auto, le piccole Smart. Nello scorso weekend Agrigento è stata scelta come tappa finale tra le città che ospitano ogni anno l'evento. Gli equipaggi sono arrivati in piazza Marconi sabato pomeriggio, accolti dal sindaco Miccichè e dall'assessore Cantone e ricevuto la benedizione del rettore del santuario, don Gerlando Montana Lampo, quindi la cerimonia di accoglienza alla presenza dei tamburinara di Girgenti. Bravi! Bravi! I ragazzi dei Tamura di Girgenti ci hanno dato il piacere e il privilegio di essere accolti ufficialmente nella festa, nei festeggiamenti del quasi patrono di Agrigento. Un santo che Agrigento ha nel cuore e nel proprio cuore accoglie le Sparte, il raduno internazionale di Sparta di Agrigento. Passo la parola al sindaco di Agrigento, dottor Francesco Miccichè. Buonasera a tutti. Il microfono non serve, siamo pochi, che dire, Sant'Alogio l'ha colpito ancora e questo è un miracolo che si perpetua negli anni. Ogni anno noi rievochiamo questo evento e rappresenta tutta Agrigento, rappresenta quello che Agrigento sa fare, ci accogliere, è anche un messaggio di pace che noi diamo in tutto il mondo. I ragazzi qua dentro sono fantastici, ogni anno si moltiplicano perché ogni anno è roba che è una scuola fantastica. È un orgoglio perché loro vanno anche all'estero a rappresentarci e quando vanno all'estero a rappresentarci le informazioni mi arrivano, facciamo tutti bellissime cose. Che dire, io ringrazio anche Don Gerlando che si trova lì, ringrazio tutti i concessionari che hanno messo a disposizione questa meravigliosa platea di macchine, ma sono desideri. Il fulcro principale è sempre il nostro San Calogero. E riesce sempre a fare miracoli. Uno fondamentale che sta facendo in quest'estate che non mi sta facendo sentire caldo nonostante la cravatta. Quindi questo è che dire. Grazie a tutti, grazie ragazzi, grazie anche. E complimenti per queste vetture che avete perché sono veramente fantastiche. Io ne ho avuto una, nera. Ovviamente il minimo che potevamo fare era con questo bellissimo omaggio che ci avete fatto a ricordo della nostra presenza qua. Grazie.